nelle mie lezioni. Ovviamente non tutti a casa potete avere il privilegio di avere uno step, ma potrete usare semplicemente un po' di fantasia. Quindi un gradino della scala del vostro palazzo e fare appunto questi esercizi che saranno utilissimi per i glutei e per gli adduttori interni. Allora, iniziamo subito in questo modo. Mi posiziono con la gamba destra che deve essere ben ferma, quindi il piede deve essere ben piantato a terra e faremo questo movimento su, contraendo i glutei e giù. Siamo pronti? Ne faremo sempre 3 serie da 20 movimenti. Al mio via insieme. 3, 2, 1, via. 1. Vedete che contraggo sia i glutei che la gamba che va a salire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, schiena dritta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cambio. Quindi subito con la sinistra, via, 1, 2, 3, 4, vedete che quando salgo su, oltre a prendere bene la gamba destra in questo caso, anche la punta si stende per dare una maggiore contrazione a tutta la fascia della muscolatura della gamba. 7, 8, 9 e giù, torno. Rilassiamo, ovviamente faremo le 3 serie per ogni gamba, 3 per la sinistra, 3 per la destra. Ancora passiamo all'altro esercizio. Sempre la gamba destra con il piede ben puntato, ben fermo sul nostro step, nel vostro caso un gradino di una scala. Faremo in questo modo, saliamo e portiamo dietro la nostra gamba, in questo caso la sinistra. Quindi fate attenzione, schiena dritta, vi aiutate con le braccia in questo modo e portate su, in modo che la gamba sia tesa, con la punta tesa, la gamba sinistra. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Mi raccomando la respirazione. Quando scendete, espirate. Salite, inspirate, scendete, espirate. Al 20, cambio gamba subito. E procedo. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e giù. Sciolgo il respiro. Respirate sempre, è importantissima la respirazione. Inspiro e giù, espiro. Abbiamo fatto 2 degli esercizi, poi ne vedete tantissimi in seguito per i glutei, ma passiamo subito agli adduttori. Gli adduttori che sono questa parte. Allora, lavoreremo in questo modo. Porteremo la gamba su e torno. Ok? Ci aiutiamo però in questo caso con il gomito. Quindi faremo in questo modo. Su, porto il gomito dietro e torno. Pronti al mio via? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Ovviamente oltre a lavorare la parte interna, lavorerà anche quella esterna. La stessa cosa, la facciamo con l'altra gamba, quindi puntiamo la sinistra sul nostro step ed andiamo subito. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. Anche in questo caso le serie saranno 3 e i movimenti 20. Baci!